Sì, a questo proposito, Stefan, si parla molto di sostenibilità, no? Gli investimenti del futuro, si dice che le migliori aziende siano quelli che rispettano i criteri di sostenibilità, le famose ESG, se non sbaglio, no? So che voi, ecco, Sì. recentemente avete, come lei ha poc'anzi accennato, rimodulato il piano degli investimenti con un occhio di riguardo a queste aziende, perché ribadiamo, la Solidarietà del Veneto investe nelle aziende, quindi aziende sostenibili e del territorio, perché anche il nostro territorio, appunto, le imprese hanno bisogno di essere sostenuti con questa inflazione così alta, i tassi in aumento, e quindi hanno anche bisogno. Voi ci siete anche su questo, cioè i nostri soldi vanno anche in questa direzione? Allora, diciamo così, anzitutto, come hai correttamente introdotto, il tema della sostenibilità permea oramai lo stile di gestione di Solidarietà Veneto e lo contraddistinguerà anche per i prossimi anni in maniera molto forte. Questa non è più una moda, quella della sostenibilità, penso che ormai si capisca e a tutte le aziende effettivamente è chiesto di presidiare non soltanto il bilancio dell'anno, ma anche i rischi che si possono abbattere sulle aziende stesse dal punto di vista della sostenibilità. Tra l'altro, uno dei temi globali, penso sia sotto gli occhi di tutti, è il tema climatico. Se noi continuiamo a ignorare la presenza di rischi che ci vengono dalla questione ambiente-clima, c'è poco da fare, prima o poi la pagheremo questa cosa qui. Sì. E l'impegno non può essere soltanto quello degli Stati, ma deve essere certamente anche quello della finanza, nell'auspicio che sia sufficiente e nell'impegno proteso proprio per le future generazioni, che io non vorrei mai mi venissero a dire: voi che avevate il risparmio da parte non vi siete occupati del mio futuro, perché allora diciamo che potrei considerare un fallimento la mia vita professionale, ma non solo la mia, quella in generale di chi si occupa di risparmio a lungo termine. Quindi assolutamente sì, la sostenibilità con ritmi crescenti crediamo sarà centrale nell'approccio agli investimenti di Solidarietà Veneto, perché lo scrivevo proprio nei giorni scorsi, i rendimenti magari negativi si recuperano, ma quando l'ambiente è andato e non si recupera, certamente il danno è più grave e ha anche un impatto economico soprattutto, non è che sia soltanto una cosa di morale o di etica, l'abbiamo ben visto negli ultimi anni, specialmente l'ha visto la montagna, ecco questo, più che in altri territori. Quindi sì, sostenibilità al centro del nostro progetto di investimento. Tu hai accennato poi alla questione delle aziende non quotate del territorio. Ebbene sì, in effetti questa è una conferma nella strategia di investimento di Solidarietà Veneto, cioè resta uno dei cardini del nostro progetto la piena implementazione dei cosiddetti investimenti alternativi nel Mm. private equity, nel private debt, nelle infrastrutture e nel real estate. Andando a declinare meglio un po' questi termini inglesi che poi ci fanno qualche volta innervosire, no? Se stiamo parlando di private equity e di private debt, ci riferiamo agli investimenti nel capitale o nel finanziamento sotto forma di debito delle aziende proprio non quotate, tipicamente del nostro Chiaro. territorio. Non tanto, come dire, per sostenere aziende zoppe o in difficoltà, perché il fondo pensione non è un soggetto che si occupa di questo tipo di investimenti, ma casomai per centrare gli investimenti in aziende che hanno prospettive di crescita, per le quali si intravede una crescita anche dell'occupazione soprattutto e che hanno diciamo, alle spalle un trend consolidato, ma possono negli anni a venire crescere ancora, magari internazionalizzandosi e creando nuovi posti di lavoro sul territorio. Quindi questo certamente sì, c'è già e sarà incrementato non soltanto appunto con l'investimento nel capitale di queste aziende, ma anche nel cosiddetto private debt, nei mini bond che già ci sono nel patrimonio del fondo. Tra l'altro queste due forme di investimento in questo periodo un po' sgangherato insieme alle infrastrutture sono quelle che proprio stanno resistendo meglio ai colpi dei rischi che ci vengono, no? Dall'alta inflazione e recessione, perché osservavo proprio nei giorni scorsi nel presidio dei nostri portafogli, le asset class che meglio hanno tenuto botta, come si può dire, nell'ambito dei portafogli sono queste. Col senno di poi mi piacerebbe avere anche anticipato il momento degli investimenti, ma c'è un mantra che rispettiamo sempre nell'ambito del fondo pensione, che è quello della gradualità, perché è facile fare i conti col senno di poi,
ma certamente dobbiamo essere invece rigorosi nel rispetto del criterio della diversificazione anche nell'investimento negli strumenti alternativi, che quindi viene fatto un po' per volta, per gradi. Fatto sta che comunque sta ben performando, contribuendo a contenere gli effetti invece negativi che vediamo sui mercati finanziari in generale. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.